La roba è semplicissima perché l'istituto minerario Follador era a 600 metri da casa mia. Poi perché noi siamo di tradizione che mia nonna è una Tasser, che mio fratello era il direttore della miniera di Agordo, che aveva 6 fratelli periti minerari. Quindi ha tirato su, mio papà ha voluto fare il contadino, che sarebbe figlio di mia nonna, giustamente, no? E non è saltato fuori nessuno, sono andato a fare il perito minerario, avrei avuto intenzione di andare a fare l'ingegnere. Invece è venuto fuori il dubbio che c'era delle facilità già di finanziamenti che avevano aperto l'università a Trento, però lì a casa c'era la necessità di andare a lavorare. Tant'è vero che sono andato a lavorare. La scuola funzionava in maniera favolosa a quei tempi lì. Mi ricordo che sono andato a fare il militare. Arrivo dal militare, arrivo a casa, un giorno dopo arriva quello che era presidente dell'associazione dei periti minerari, un certo Chisalè, perito minerario che aveva stato a Casser giù in Africa. È venuto lì con un biglietto, con 3 biglietti. Aveva preso 3 appuntamenti a Roma dove andare a lavorare. Richieste, a quel tempo non c'era email, non c'era questo, non c'era quell'altro, ma aveva fatto il programma di andare a prendere il treno alla Corriera ad Agordo, il treno a Santa Giustina, a Sedico, arrivavo a Roma dovevo prendere il tram numero tal di tali, arrivare in Piazza Euclide, vicino a Piazza Euclide c'era la Ferrocemento, la società che poi aveva incorporato la Condotte, lì verso lo stadio Flaminio. Vado là, vado su, busso a porta, c'era un signore che mi ha intervistato, dico avete fatto una richiesta all'istituto di Agordo, mi ha mandato a me, ah sì abbiamo intenzione di assumerne 2 o 3, dice intanto abbiamo chiesto, il primo che arriva è lei, ma lei cosa faceva ho finito il militare a luglio, era 15 giorni dopo, dove salta fuori qualcosa vado a lavorare, ma ha qualche esperienza? Ma dico, senta, io ho imparato a fare il topografo a Civitavecchia da militare. Vabbè, allora aspetti un po'. Ho dato a chiamare uno, quello probabilmente era quello dell'ufficio assunzioni, non so, io ho cambiato tutto in questi anni, no? Io lì un ingegnere fa, ma lei fa il topografo? Ma sì. Come è messo con le triangolazioni? Domande ben precise. Beh, le triangolazioni le ho imparate già a Agordo a scuola. Vabbè, dice, allora aspetti un attimino, che vediamo un po'. Va via per 10 minuti, un quarto d'ora, torna indietro, dice, questi qua sono 30.000 lire per il disturbo che è venuto giù da Belluno. Così si paga anche il treno, si paga questo. E dopo dice, li mandiamo l'assunzione, dice, no? No, dico io, d'accordo, però dovrei andare anche in via della Ferratella. Ah, no, dice, ma cosa va a fare? Dico, ma mi ha dato questi biglietti. No, dice, non serve più, mi ha mandato l'assunzione. Sono andato a lavorare come topografo sull'autostrada Sestri Levante Livorno, aveva 2 lotti la Ferrocemento, facevo il topografo io. Morale, da lì facevo il topografo. Il primo impatto che ho trovato di vedere come gira il mondo è che mi avevano avevano un'unica macchina in cantiere, che era una 128, che la usavano tutti, no? Un bel giorno dico al geometra, capocantiere, dico, geometra, ma ogni volta prendo la macchina e sempre senza benzina. Avete qua la colonnina del gasolio, mettetene una anche a... Dice, lei col tempo, dice, lo capirà perché non possiamo tenere quella benzina, per evitare che qualcuno... Capito?
quello è stato il primo impatto nel mondo del lavoro. E lì sono stato là, c'erano i rilevati, penso un po', c'erano le fondazioni, una società di fondazioni perché c'è l'Aurelia vicino. E l'Aurelia, lì facevano pali, lei è un tecnico, no, comunque a 7 metri sotto era buono, prima era marcio, no? E a noi ci sedeva, sto rilevato, io facendo il topografo, ogni 2 o 3 giorni cedevano 2 o 3 millimetri. Allora, sempre con l'ingegnere che era lì, giovane, dico, ingegnere, ma guardi qui vicino, ho fatto l'Aurelia a 2000 anni, perché no, facciamo un sondaggio, vedere com'è? Cacchio, dice sì, manda giù un escavatore a scavare 7 metri, fascine c'era sotto, fascine di legno, e sopra c'era l'autostrada col misto, la ghiaia, questo qua negli anni 66, 67. E lì noi abbiamo preso un cantiere in Ecuador, sempre loro, e mi hanno chiesto se andavo giù a fare il topografo. Ah sì, dico, c'è il suo problema, tanto ormai ho imparato. È arrivato giù una volta un vecchio geometra, dico, senta, lei che è un cinquantenne, io avevo 20 anni, 21. Di notte sa che mi alzo, vado giù in ufficio a ricontrollarmi, non c'erano i computer quegli anni. Dico, ho paura, sono io che non sono sveglio, lasci perdere, mi succede ancora anche a me, dice. Capito? Il controllo, il dubbio. Dopo, lì c'erano 45 gradi di caldo, 90 di umidità, la gente resisteva 4 mesi, 5, l'unico che ha resistito 2 anni è stato io. Perché probabilmente un po' avevamo i debiti a casa, un po' perché a quel tempo, a differenza di adesso, lo stavamo ragionando sti giorni, no? Uno se arriva a casa adesso da un cantiere, c'è la cassa integrazione, non c'è lavoro. Al tempo che è andato io, se fossi tornato dall'Ecuador, nella zona di Agro avrebbero detto, ma quella cosa si è messo a fare, o si è messo a rubare, o è scarso sul lavoro. Quello era l'ambiente di quei tempi là. Forse l'avrà già detto qualche mio collega questo discorso qua, no? Dopo 5-6 mesi, allora, c'era il cantiere, aveva 2 capi, uno che di notte e uno di giorno. Il cantiere da 500 persone, no? Dice, abbiamo pensato se lei, perché ci si dava del lei a tutti, no? Potrebbe fare la notte, dico, se vi fidate, dice, le abbiamo fatto le squadre, dice che non c'è problema, dice no, la gente è sicura che non li fanno la guerra, no? Gli operai, la gente. E allora siamo andati avanti per un altro anno. Dopodiché quello che faceva di notte faceva più produzione che di giorno, no? Allora quello che faceva di giorno, che era un vecchio geometra, diceva che la società aveva favorito me dandomi gli uomini meglio. Allora ho fatto il cambio. Proprio sembra barzellette da raccontare dopo 30-40 anni, no? E da lì c'era un problema delle fondazioni che non si riusciva a infilarle. Allora col capo officina, con quell'altro, abbiamo inventato un sistema per sforare sotto altri tubi man mano che foravi, no? Tant'è vero che mi è rimasto lì, nelle carugole, è rimasto lì che foravamo, andava giù, un affare che apriva sotto, dopo non si riusciva a tenere questi tubi, ci scappava giù, dopo andava, lavoro, guardi, a raccontarla sembra una barzelletta, no? Morale, finiamo il cantiere, torno a casa, c'era la caccia al posto di lavoro che era in progetto sulla la prima direttissima Firenze-Roma, quella che utilizzano adesso, no? E c'era la caccia ad andare lì a fare il geometra, capocantiere o così. Io che ero l'ultimo arrivato, mi hanno mandato invece in Calabria con un cantierino lì così, qualche mese. Poi nel frattempo stavano già lavorando in Argentina sul primo ponte del Paranà, quello di Morandi, gemello di quello giù dove ho qui il progettino che avevo inventato io. Morale, passo a Roma, laggiù siamo rientrati a Natale, era Pasqua probabilmente, passo a Pasqua in ufficio a Roma, di Bruno famoso,
dice, ma cosa gli hai combinato alla gente che vogliono che tu vada giù in Argentina? Ma dico, non lo so. E dice, qua continuano a dire che ti vorrebbe che venisse giù Zasso perché lui in Ecuador aveva inventato qualche cosa. Gli operai, no? Gli assistenti. Ma dico, ma cosa vado giù a fare? Quando avete lì l'ingegnere Natale, perché avevano diviso il cantiere a 1000 persone lì, in due, le fondazioni, i plinti, in più gli impalcati sopra, alti 90 metri, 40 metri per passare le navi sotto del Paraná, che hanno due canali, no? Morale, dico, ma cosa vado giù a fare? Dice, vai giù a fare, abbiamo pensato, ti facciamo il caposettore, metà cantiere, insomma. Beh, dico, se vi fidate, io ho sempre questo in mente qua, no? Il fatto di essere controllato. No, dice, no, non c'è problema, vai giù. Il Natale era rimasto là, l'ingegnere era rimasto là, sapeva che arrivavo io, non suo capo, ma è rimasto là qualche mese, poi è tornato in Italia. E siamo andati avanti 2 anni, dopo bisognava fare i collaudi di queste fondazioni, no? Era una direzione lavori americana. Io nel frattempo avevo già imparato lo spagnolo, l'inglese, insomma, mi aveva tirato su bene il Bruno, no? Morale, c'era da fare queste prove. Ci eravamo messi d'accordo di fare le prove sulle spalle del fiume, il fiume è largo 3 chilometri. Tutti convinti, sì, tanto anche in mezzo all'acqua, in mezzo al fiume c'è il terreno è sempre lo stesso, se viene qua. Dice no, si sono messi in testa, no, volevano fare una prova sulla prima pila in acqua. Prima pila, 3000 tonnellate, sai cosa vuol dire? Un autotreno di 300 quintali sono 30 tonnellate, tanto per fare l'esempio, no? Sono 100, ogni palo ha 100 camion sopra. Morale, abbiamo inventato un sistema di caricare tutti questi blocchi dall'acqua con i pontoni ancorati, abbiamo fatto dei pali dietro per ancorare lo sbalzo, se non che la notte, dopo era già un mese che si lavorava, arriva l'assistente, il geometra, che io ero il capo, quindi mi deve chiamare e dice guardi che là sono dei cavi che scricchiolano. Beh, dico, chiamiamo l'ingegnere della Losinger, c'era nel consorzio una ditta specializzata, mandiamo a chiamare, come si chiama, non mi ricordo il nome l'ingegnere cinquantenne, viene lì, guarda, no, ingegnere, dico, guardi, lei ha 20 anni più di me, io ho 20 anni meno di lei, lasciamo perdere 2 o 3 giorni, vediamo cosa succede, ma cosa vuole, noi siamo specializzati, questo alle 3:30, alle 5 ritornano, crollato tutto. Sono andati a finire 4 dentro nell'acqua, erano i piranha, c'è anche scritto qua forse gliel'avevo lasciato una volta questo affare. Morale, il problema dopo era di andare a avvisare a casa dell'assistente, del geometra. Vito Allevato si chiamava, un vecchio assistente bravo. C'era giù uno della società, della Ferrocemento, no? Non Bruno, Bruno veniva giù 2 volte all'anno, no? E dico, bisogna andare a avvisare la moglie del Vito. Va da lei, no, ingegnere, voi siete la proprietà, venga con me, no? Arriviamo là e sì, quando ci ha visto arrivare, il cambio turno era alle 7, ormai era alle 8 quasi, dice è successo qualcosa alla moglie, no? La moglie è una navigata, anche quella, aveva girato il mondo insieme, no? E ha ceduto i cavi, quella ha fatto il piranha. Mi viene la pelle d'oca a contarla adesso. Piranha. Forse ha visto qualche film. No, questi erano tutti piccolini così. Però dove c'era il sangue saltavano su. Tant'è vero che il giorno che sono arrivato giù mi hanno fatto firmare un verbale dove non potevo andare col fuori, cioè, con le barche di quelle Johnson era quel tempo là, di avere per forza di cose
il pilota locale. Per il motivo se andavi in acqua qualcuno ti salvava, no? Si era salvato uno dei fratelli, uno è morto, altri 3 insieme al geometra, morti tutti, che svitava sul gancio dove erano ingaggiati so che dopo è finita che a pallino, però insistevano di fare prove, no? Beh, il tempo passa, mesi passano, mica giorni. Nel frattempo mi sono messo in testa io di inventare un sistema di precarica, lo chiamavamo, di provare i pali senza peso sopra, no? Discussioni con la direzione lavori, con gli americani, ma ce l'hanno accettato. Hanno accettato, abbiamo cominciato a fare le prove perfette a 3.000 tonnellate, sono 3.000 tonnellate. Allora diceva l'ingegnere Bruno, una volta arrivato giù ingegnere, conviene patentarla questo sistema qua, che magari, ma cosa vuole, noi i punti così non ne facciamo più, no? Ma allora dico, ma se potessi patentarmelo io, dico, tanto, no, dice, però sa, la società siamo noi, perché il mondo è questo. Allora dice, ma possiamo però venirti incontro, dice, facciamo una richiesta alla Sorbona di Parigi se ti danno la laurea honoris causa. Ho fatto sta lettera, hanno anche risposto, ha risposto dicendo che era solamente 2 anni che ero legale rappresentante che ci voleva minimo 5 anni di direzione di una società, qualcosa. Nel frattempo, cosa vuole? Ha finito il ponte là, loro hanno fatto una società con tutte le macchine per fare il ponte, hanno fatto una società argentina, che io sono rimasto là come amministratore delegato, che facevamo 5 miliardi al mese di fatturato. Tanto Però un bel giorno, legge il Bruno, dico, ma ingegnere, sai, io ormai ho pagato i debiti di casa, me ne torno a casa. No, dice, ma te non sai perché sei qua. Madonna. Perché dice, siamo sicuri che te fai interessi nostri senza rubarci. Pensa che ambienti. Visto? Pensiero di mettere a 20.000 chilometri uno che era sicuro, no? Non so se... Allora ho fatto questa società, allora hanno preso su lo stadio del Boca Junior, che è rimasto lì un geometra che è venuto giù dall'Italia, bravo, che seguiva quei cantieri là. Il cantiere più importante però era giù in Patagonia. Allora io andavo in Patagonia fisso e venivo ogni settimana, un giorno a Buenos Aires, in ufficio per firmare le carte, così, no? Fanno il giorno di inaugurazione del Boca Junior, 2 giorni prima ci è arrivata la soffiata, no? Che il presidente, che era un generale, Lanusse, me lo ricordano, ha detto, peccato un'opera del genere che dobbiamo usufruire di una società estera. No, noi in 2 giorni ci siamo fatti 3 passaporti argentini. Allora quando abbiamo fatto il discorso, ha parlato il presidente, ha parlato quello come fosse il CONI qua, insomma, no? E dopo dico, ingegnere Bruno, dico, dai, dica qualcosa a lei, no? E dice, te sai lo spagnolo bene, parla a te, perché se parlo io, dice, viene tutto tradotto. Allora, sai cosa ho fatto io? Ho ringraziato che l'ingegnere dava la mia parola, dicendo, questi sono i 3 passaporti, noi siamo argentini, non siamo più italiani. Io, l'ingegner Bruno, il padre l'ingegner Bruno, è quello che segue i cantieri. È finita così e dopo non l'ho più finito perché mi mancati i soldi, non ho capito bene. Poi nel frattempo lì ero diventato in rapporti buoni con Urbano Rattazzi, il figlio della Susanna Agnelli, che era il capo della Fiat laggiù, anche se aveva 30 anni, no? E questo ogni tanto ci si telefona ancora, con sto Rattazzi. So che diceva sempre, ma vieni a lavorare con noi, vabbè, con voi io faccio tutto un altro mestiere. Dopo è venuto la fesseria, siamo andati giù a fare questo cantiere,
L'unica condizione che avevo posto, ero venuto a sposarmi, passo a Roma per venirmi a sposare, passo là, dice Bruno fa, ma te vai a sposarti, ma quella che sposi è comunista? Torniamo agli anni 70, eh. No, dico, non lo so, dico, la ragazza è del tuo paese, dice, che ci siamo informati. Quindi i suoi e tua futura moglie sono comunisti, che se sono comunisti rinunciamo a te. Bella soddisfazione. C'era una selezione fatta in quella maniera lì, quegli anni là. Che io non ho mai avuto tessere, mai avuto niente. Dopo vado giù, finiamo sto cantiere, no, andiamo in Patagonia. La moglie rimane incinta, viene a avere la figlia. Io ero d'accordo che venivo al battesimo. E sì, vabbè, d'accordo, tutti, era nata il 15 di giugno, dico per San Piero che è la festa a Agordo, vengo qua. Ero all'aeroporto di Ezeiza, ho sentito nominare Ezeiza, l'aeroporto di Buenos Aires. A quel tempo la chiamavano ancora, no? Dopo per 10-15 anni non hanno più chiamato, quando gli arabi chiamavano e poi andavano a ammazzare, se si ricorda, tempi dopo delle Brigate Rosse. Chiamano con l'altoparlante che dovevo chiamare, un numero di telefono, era quello dell'ufficio. Era Giulinger Bruno che l'avevo visto la mattina io. Le ho detto vado in Italia e dopo fra 20 giorni il 10 torna, quello chiama e dice ma senti un po', chi è che firma lo stato di avanzamento a fine mese? Dice ieri 10 giorni di valuta. Come 10 giorni di valuta? Di 10 miliardi sono di fatturato. Fra lo stadio, il Boca, questo, quell'altro. 10 miliardi di soldi. Ah, dico rinuncio, non ci vado più. E lì è iniziata i musetti con la moglie, che non sono tornato. Giustamente, no? Lo dico ancora adesso che aveva ragione lei, no? Alla fine è venuta giù con la figlia di 6 mesi dopo, da sola. Pensa, per tornare giù in Patagonia. Quindi cosa vuole? Quando è venuta a avere questa figlia, mio fratello era il primo che ha assunto l'Ingersoll quando sono venuto in Italia nel 60. Faceva il minatore, mio fratello. Si serviva quello che andava a giro a vendere. Era un certo Fusina che era presidente dei periti, forse ho sentito nominare, che siamo cugini, no? Quelli hanno convinto mia moglie, no? Cosa se ne fa giù di là, quello là starà là tutta la vita, no? E abbiamo trovato un po' lavoro all'Ingersoll, no? Dove c'erano loro. La più grossa fesseria che ho fatto io di andarci là, no? Primi 2 anni, guardi, abituato a fare, disfare, dopo pian piano ti abitui, ma a fare l'impiegato quando sei abituato è difficile. Lo dico che c'era Fusina che mi proteggeva, tutto quello che vuoi, però il problema coi colleghi, l'ho vista là, io le invidie, questo, quell'altro, non so se hai capito il discorso. Tanto è vero che l'Ingegner Bruno, dopo avevano incorporato la Rodio, l'hai sentito nominare la Rodio. Era la prima impresa del mondo per iniezioni di Milano, Avevano incorporato la Rodia sudamericana che avevano anche una fabbrica in Brasile. E avevamo mandato lì all'Ingersoll 2 o 3 emissari per vedere se, ma dico ormai siamo abituati qua. Ma il giorno arriva l'Ingegner Bruno invece, direttamente lui è andato a Milano a fare la riunione all'Impregilo, ha preso un taxi, è venuto lì, era già 1 anno che ero là, 1 anno e mezzo. Morale, va in portineria, c'era ancora la portineria, no? Che aveva bisogno di parlare con Zasso, quella del portinaio, la centralinista Portinali, e Zasso ce n'è 3 qua, mio fratello poi un altro anche, no? E beh, quello che comanda no, e quella li fa, qui che comandano di Zasso non c'è nessuno. Beh, Morale mi ha accompagnato su dove ero. E adesso ero lì 2 o 3 in ufficio, dice ma qua c'è un gabinetto vicino dove possiamo andare a ragionare. Tu dici Bruno. C'è la macchina del caffè lì, c'è Matteo, dice sei fuori di testa, dice. Hai buttato via un'attività, dei rapporti, delle conoscenze, il background che hai avuto, che ti ho insegnato io come deve essere, vieni a fare il tirapiedi qua,
ma torna giù, vieni con... avevano già preparato l'idea di andare a Roma, a seguire da Roma i cantieri di Sud America. No? Quindi ancora adesso mi gira le palle a pensarci, no? Che l'ambiente era tutto diverso, i rapporti. Dopo mi ha favorito un po' con gli anni lì all'Ingersoll perché venendo da estrazione cantieristica avevo possibilità del dialogo con le imprese grosse, no? Tant'è vero che per un po' d'anni mi ha messo a seguire 7-8 imprese, 3-4 a Milano e 2-3 a Roma, quello che dicevano che era il venditore di direzione che trattava tutti i prodotti, no? E quindi alla fine dopo sono rimasto là, poi è venuto fuori che gira un po' sistemato con gli anni, no? Che seguivo un prodotto, insomma, non era diventato anche un lavoro che andava anche bene, no? Cosa non salta fuori? C'è una riunione negli Stati Uniti a fine 89 dove è salta fuori là che le banche americane non accettavano più le lettere di credito della Russia e quei paesi di là, perché la Ingersoll aveva un ufficio anche a Mosca. Allora torno in Italia, vado su a leggere le note al presidente come ingegnere, qua sembra che chiudono. Dico. Ma quei due dirigenti che avete lì, cosa fa? Li liquidate, vanno via, o vengono qua? E io dico cosa faccio? Cosa vuoi te che... No, ingegnere. Io no. Due di quelli che hanno fatto carriera, bravi, abituati con la cravatta, con le scarpe, perché erano arrivati 10 anni prima, quando era un altro mondo, no? Allora, cosa ho fatto? Io sono andato al Corriere della Sera, mi sono fatto fare, ho chiesto quanto per mettere il martedì, era a quel tempo, una pagina, manager multilingue, così, volevo 2 milioni. Vedo con l'offerta di Casa della Sera, vado sulla leggere le note, vedete, dico, non scherzo, io vado via, sa. Ma dove vuoi andare? Vado via. No, non c'era la crisi da adesso, eh. Insomma, allora, alla fine della festa era in marzo, tutti in silenzio, fino al 30 di dicembre, che non volevano che andassi fuori la notizia che andavo via per la concorrenza, no? E dopo, però io non è che avessi trattato, mi dovete dare qualcosa, sono andato a Padova, mi hanno diventato agente per il Nord Italia, negli uffici dell'Ingersoll. Nel frattempo mi sono fatto i clienti e così, però non la rifarei per un'operazione del genere. La storia delle rabbie degli impiegati, l'invidia, era più importante farsi fare una bolla piuttosto che aggiustare una sonda, una trivella. L'ho capita in quegli anni là, sa. E dopo passa il tempo, uno si adatta, poi ha bisogno di lavorare, cosa vuoi fare, famiglia da mantenersi. E la mia fortuna è stata di tenermi la famiglia Agordo, perché sennò sarei finito in un condominio a Milano. Invece qua ho riacquistato un po' le vecchie abitudini di famiglia, di amicizie, però 10 anni di mancanza mi hanno bloccato. Dopo di tanto pensavo, perché l'ingegnere, già prima e dopo leggere le notti il capo dell'Ingersoll diceva: ma te dove vai? In gente avrai difficoltà perché sei una spanna sopra gli altri come idee, come... Quando ti tireranno dentro, quando si accorgono le tue idee, quello che vuoi proporre, uno alla volta ti ammari. È successo così. Io lo dico io non ho nessun problema a raccontarla, non è che aspirasse anche con gli stessi alpini qua a Belluno, no? Sono stato consigliere degli alpini un po' di anni, no? Della sezione di Belluno. Anche là, Dio buono, c'era sempre da discutere qualche cosa. Per esempio, ma è possibile? Hanno gli inviatisti, no? Le Chang ha incominciato a aggiustare davanti là, no? Lì dietro a me mi tornava bene perché avevo la chiave, venivo a Belluno come per venire qua,
non avrei detto dove si posteggia, avevo la chiave, andavo là a posteggiare. È arrivata la Digos, con gli uffici là. È arrivata la Digos e la Digos diceva che lì dentro non dovevano entrare solamente gli addetti ai lavori, no? Giustamente. Loro cosa hanno fatto? Il presidente, il vicepresidente e il ragioniere e l'altro hanno dato quelli là, solo quelli possono entrare. Ma dico, scusate, ma fate fatica a dire qui dentro sono 23 consiglieri che fanno riunione una volta all'anno, una volta all'anno, al mese, che deciso. Quando casualmente capitano qua per portare una carta, hanno la chiave, dicono, la Madonna, qua non siamo mica più all'Ingersoll dove gli americani, e lì è iniziato un po' di screzi, dire no, la visione, no, del mondo, qual era, no? Dopo lì hanno in mente solamente apparire, no? Lo sai meglio di me, no? E allora pian piano l'ultima volta non sono, però domenica sono venuto giù, mi piace perché ho avuto possibilità di conoscere tanta gente, di cambiare qualche idea. Allora ti voglio un po' premettere di com'era la scuola a quel tempo che c'ero io. Era una scuola che dipendeva dal Ministero con tutti i vantaggi che abbiamo visto prima. Soprattutto tutti i professori facevano solo quello, a tempo pieno. E noi studenti eravamo come i loro, non dico figli, ma i figliocci. Ci tenevano a valorizzare quello che valeva, che non valeva. Dopo con gli anni si sono messi a fare un po' i liberi professionisti, un po' questo, un po' quella. Quindi secondo me, visto dal di fuori, è cambiato il mondo, no? Nel bene sotto un certo punto di vista, però la filosofia che c'era quegli anni là non c'è più.